Appuntamento del venerdì mattina con la regione, con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno governatore. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto complimenti, anche se forse è una vittoria annunciata, diciamo, quella del fatto che Renzi ha accettato i costi standard, però insomma lei è soddisfatto e l'obiettivo è stato raggiunto. Questo era l'obiettivo numero uno, di quello di tagliare gli sprechi. Che cosa vi siete detti poi? Che qualcosetta in più ce lo dice di quello che vi siete detti? Beh, guardi, l'accettazione per il momento è un'accettazione di principi, perché poi io voglio vedere la legge scritta dove si dice che in Sicilia non ci saranno più 22.000 forestali, ma ce ne saranno 400 come in Veneto, dove ci sarà scritto che una siringa deve costare 4 centesimi e non 26 e così via. E per cui carta canta, anche perché con Roma e con i romani siamo già abituati a bidonate varie che ci hanno tirato negli anni, e qua non è una questione di politica di destra o di sinistra, ma un fatto di concretezza. Sì. E penso che il mio ruolo sia quello di difendere i veneti fino in fondo. In generale il Presidente del Consiglio condivide che bisogna andare a raschiare fino al fondo del barile e quindi tagliare la spesa pubblica, che è quello che noi andiamo dicendo da anni. Ecco, queste sono le proposte del Veneto e Lombardia, oppure Maroni ha proposto qualcos'altro? Diciamo si sarà trovato un po' nell'angolo Renzi con queste cose, perché sono cose che comunque sono abbastanza scontate da dover fare rispetto a quello che si diceva prima. Ma guardi, io ho parlato per il Veneto, peraltro poi il collega Maroni mi ha chiesto di portare avanti la linea anche per la Lombardia, e lui non c'era, però la verità è che molte regioni anche di centrosinistra, quelle sane, quelle virtuose, ne cito una per tutte, la Toscana, sì, piuttosto che l'Emilia Romagna, non possono che sostenere una partita del genere. È ovvio che più a sud si va, più nascono i problemi. Ecco, allora, visto comunque che lei ha citato su Crocetta, che cosa ha detto? C'era Crocetta? Della NP, Sicilia? NP non pervenuto. Ma se... No, nel senso che non si è visto, forse non c'era proprio neanche nella delegazione, anzi non c'era nessuno neanche della Sicilia ieri mattina. E noi eravamo lì puntuali alle 7:30, penso che abbiamo stati noi ad aprire il Palazzo Chigi e intanto è vero che alle 8 eravamo già in riunione con il Presidente del Consiglio. Ecco, quindi tra poco vi daranno le chiavi, andrete ad aprirlo direttamente voi. No, guardi, noi le chiavi di palazzi romani non le vogliamo. Sì. Magari li chiudano sti palazzi e noi rinunciamo volentieri alle chiavi. E quei soldi magari vengono utilizzati per altre cose. Quali sono le cose più importanti che bisogna fare adesso in Veneto, al di là delle cose che già sono state dette? Ci sarà qualcos'altro sicuramente, perché molti lo dicono. Dobbiamo continuare con la qualità che stiamo erogando e migliorare sempre di più, perché poi dobbiamo migliorare sempre di più. Sanità, investire nel sociale, abbiamo tutto il tema della formazione delle scuole paritarie. Pensi che in Veneto noi diamo ospitalità a 90.000 bambini nelle scuole paritarie, che sono le scuole, gli asili delle cattoliche, e qualcuno potrebbe dire non possono andare a scuola pubblica. No, non possono comunque andarci perché non ci sono le scuole pubbliche per questi 90.000 bambini, e lo Stato risparmia ogni anno 400 milioni di euro in virtù del fatto che i privati e le istituzioni, anche noi, o meglio solo noi, ci occupiamo di questa partita. Bene, comunque, come si suol dire, bella mossa. Grazie Presidente, buona giornata, ci sentiamo venerdì mattina, a presto. Buon lavoro a tutti, buongiorno. Radio Padova, la radio che ti serve.